Verrebbe da dire Nuccia Palermo e gli altri, dove per altri si intende da una parte la maggioranza consiliare e dall'altra l'opposizione, stranamente unite per bacchettare la collega consigliere che ancora una volta non risparmia critiche soprattutto nei confronti del sindaco Lillo Firetto. Tutto nasce dalla trattazione del bilancio che dall'Aula Sollano è finita sui giornali con un botta e risposta che fa solo perdere tempo prezioso. C'è un passo nel comunicato a firma dei consiglieri di maggioranza e di opposizione che va comunque sottolineato. Basta con inutili scontri, si legge, e ancora, la città ha bisogno di altro. Aggiungiamo noi che la città ha bisogno sicuramente di altro per uscire dalla difficile situazione in cui versa e non saranno certo le polemiche ad aiutare gli agrigentini a vivere finalmente in una città civile. Ecco perché, al di là del caso legato al bilancio, ad alzare la voce dovrebbe essere l'intero Consiglio Comunale, finalmente unito contro il degrado di questi giorni. Intanto ascoltiamo Nuccia Palermo. Bilancio 2016, sarebbero sorti dei problemi? Ma diciamo che sono 55 pagine dove si elencano i problemi che ci sono in questo bilancio 2016, un bilancio tardivo, noi siamo nel 2018, lo vorrei ricordare al sindaco Firetto perché sembra distratto e forse la giunta dimentica che siamo già in ritardo, come ci sottolineano gli stessi revisori contabili pagati dal comune per essere coloro che vigilano sull'autenticità, sulla correttezza degli atti portati in consiglio. L'ultimo lunedì scorso era stato convocato un consiglio comunale da 20 giorni dal presidente Catalano ed era avente per oggetto il bilancio 2016, il consuntivo. Ebbene, si alza un consigliere di maggioranza, il più vicino al sindaco Firetto, Vitellaro, chiedendo la possibilità di rinviare di una settimana, come se 20 giorni precedenti non fossero stati utili, ma soprattutto mette in evidenza un fatto politico, ovvero che la maggioranza sembrava tremare dinanzi, politicamente parlando, dinanzi a queste 55 pagine dove si sottolineano tutta una serie di criticità, tra queste il superamento dei parametri obiettivo ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario. Praticamente abbiamo superato quei parametri. Ci parla di un grave ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016, ci parla di un frequente ricorso ad anticipazione di cassa, alla mancata o meglio al non restituita anticipazione di tesoreria al 31/12/2016. Ci sono tutta una fattispecie tecnica che viene elencata. Questo cosa sottolinea? Parlare alle dirette Facebook è l'ultima fesseria, parliamo di atti concreti. Credo che questo sindaco sia ormai stato spodestato dai fatti e quindi è arrivato il momento di tagliare la spina. Ecco, c'è una sua frase ad effetto: gli agrigentini, avrebbe detto lei, sono ancora in tempo per salvarsi. Ma sai, io non faccio mai retromarcia quando affermo qualcosa perché ne sono convinta. Credo che quello che sta accadendo sul territorio agrigentino è qualcosa di grave. Attendiamo con ansia la sentenza della Corte dei Conti su una situazione inclemente che è quella del dissesto, che non è stato l'unico, credo che siano un paio di dissesti sullo stesso ente. Parliamo di qualcosa di grave e parliamo di un sindaco che sta dimostrando di non voler cedere questa benedetta poltrona dinanzi ad un fatto che è di un'amministrazione fallimentare.